Buonasera, un'altra puntata di preview, la nostra anteprima sul weekend calcistico della Serie C che arriva dopo il risultato importante del Catania in Coppa Italia, la vittoria contro il Rimini che va alla finale e soprattutto la partenza nei playoff dal turno, dalla fase eliminazione nazionale. Ne parleremo anche grazie all'intervento di Pelligra oggi in conferenza stampa. Tante cose sono state dette in una conferenza stampa che è durata un'ora, ripercorreremo un po' quelle che sono state le notizie più importanti. Lo faremo in studio con i miei ospiti, intanto alla mia sinistra Carlo Breve. Ciao. Buonasera Carlo. Marco, ciao, grazie. Piacere come sempre di averti qui, abitué ormai con noi per tutta la stagione. Buonasera Gianluca e Naomi, grazie a tutti. Gianluca Russo, ciao Gianluca. Ciao Marco, ciao Carlo, ciao Naomi e buonasera a tutti. Buonasera a te, io vado subito da Naomi. Ciao Naomi. Buonasera a tutti e tutte e a voi che siete il quinto ospite in studio, quindi potete partecipare alla puntata attraverso i messaggi e la linea WhatsApp. Allora io direi Naomi che torno subito da te in splendido abito rosso, sei rosso granata, insomma, dacci un'idea tu del se quello è il colore. Rosso Sport Sicilia Preview. Rosso Sport Sicilia Preview, dai. Facciamo così per darci l'idea di quello che è il programma del prossimo turno di campionato e la classifica. 29esima giornata di campionato che inizia il 2 marzo ore 18:30 con Brindisi Messina, seguita da Benevento Foggia alle 20:45, in contemporanea Crotone Giuliano, poi Sorrento Potenza, mentre il 3 marzo alle 14 si disputeranno Catania Monterosi e Virtus Francavilla Latina. Alle 18:30 3 partite, Cerignola Avellino, Picerno Monopoli, Turris Taranto, mentre il 4 marzo alle 20:30 c'è Juve Stabia Casertana. La classifica ancora prima della classe Juve Stabia con 58 punti, seguita da Benevento a 51, Picerno 50, Avellino e Taranto 49, Casertana 47, Crotone 43, Latina 41, Giuliano e Sorrento 39, Cerignola 38, Messina 36, Potenza e Foggia 35, Catania 34, Turris 28, Monopoli 24, Virtus Francavilla 23, Monterosi 20, Brindisi 17 punti. Grazie Naomi, torneremo da te fra pochissimo. Io adesso vorrei lanciare una clip preparata dal nostro Ottavio Longo su Pelligra, perché poi andremo ad introdurre qualche argomento sollevato nel corso della conferenza stampa di oggi. This year has been a year where we've introduced a lot more talent, a lot more experience. Serie C is really hard. I've invested for the future. Ho investito per il futuro, questa è la frase che abbiamo voluto mettere proprio alla fine di questa clip, perché oggi si è parlato e si è tornato a parlare un pochettino di futuro anche societario, qualche linea, qualche idea rispetto al futuro. Ci siamo chiesti che cosa sarebbe successo se il Catania fosse andato male con il Rimini, probabilmente la conferenza stampa di oggi sarebbe stata completamente diversa. Si può tornare a parlare, questi 2 mesi sono importanti Carlo per il futuro della squadra ma anche per il futuro della società. Sicuramente i risultati aiutano ad alimentare quello che è un progetto, non c'è ombra di dubbio, ma credo che ci sia solidità all'interno del progetto della società Catania, Calcio Catania. Pelligra è un imprenditore di grandissima sostanza e non credo che qualche sconfitta lo farà redimere da quello che è il suo progetto. Ciò stride un po' con le aspettative della piazza, che è chiaro che il tifoso vuole tutto e subito, ma nel calcio di oggi tutto e subito a volte non è possibile e stride con quelle che sono delle programmazioni di una società giovane che magari ha fatto qualche errore ma che sta rimediando, sta cercando di rimediare e sta progettando per un futuro che potrà essere roseo per la città di Catania. Ecco, questa parola futuro che ritorna, d'altronde l'ha detto Gianluca anche Pelligra in conferenza stampa, dice io i risultati ok, pensavamo di meglio in questa stagione sicuramente, ma io non ho investito per vincere in questa stagione per forza, ho investito per arrivare a lungo raggio a trovare delle soluzioni vincenti.
No, sì, è stato chiaro, l'hanno sempre detto. È chiaro che ci sono poi due situazioni discordanti, perché poi bisogna anche andare a vedere l'aspetto tecnico e tattico. Che analizzeremo come sempre. E il progetto non mi sembra che sia soddisfacente, quindi nonostante questo la società è sempre stata presente, è tornata forte sul mercato, consapevole degli errori che avevano fatto inizio stagione, sono tornati sul mercato, hanno investito tantissimo, però adesso bisogna far quadrare le cose anche a livello tecnico e tattico, bisogna farsi trovare pronti, presenti, perché la situazione è a dir poco imbarazzante se parliamo di campionato. La classifica l'abbiamo vista, no? La classifica l'abbiamo vista, è quella, non possiamo certamente nasconderla, no? La rivediamo proprio in questo momento con il Catania che è vero con 6 punti di vantaggio, ma è la squadra che in questo momento è appena sopra la zona play-out. Questo non viene cancellato, è la fotografia di una stagione che certamente resta insoddisfacente sotto tanti punti di vista, che però ha regalato questa soddisfazione importante. Futuro, dicevamo, Torre del Grifo e centro sportivo, ne ha parlato Pelligra a più riprese oggi nel corso della conferenza stampa, ha detto il centro sportivo sarà sicuramente il futuro, ha parlato di Torre del Grifo, vediamo che cosa ha detto, andiamo a sentirlo. As an entrepreneur, developer, Essendo un esperto nel settore, posso dirvi che in tutta onestà, visto lo status attuale di Torre del Grifo, paradossalmente sarebbe più semplice costruire da zero un nuovo centro sportivo con le facilità più moderne che ci sono allo stato dell'arte, magari costruirlo più vicino alla città. Tra l'altro a Torre del Grifo ci sono anche molte restrizioni riguardo a ciò che puoi fare o non fare. Come core business, comunque la mia azienda, la Pelligra, si occupa comunque di acquistare in giro per il mondo proprietà che sono proprio nella situazione di Torre del Grifo, proprietà tra virgolette a volte anche degradate, e riposizionarle, ristrutturarle, rimetterle sul mercato magari anche con un'altra destinazione, e stiamo facendo chiaramente molto bene in Australia e anche in altri paesi da questo punto di vista, ma chiaramente io non sono quel tipo di persona che perché sono il presidente dell'azienda, il proprietario, il CEO, l'amministratore delegato, vado e compro ciò che voglio. Chiaramente ho un board che lavora con me, i miei collaboratori, i miei consiglieri, e mostriamo un caso studio, un case study, come dire, se questo caso studio dovesse essere come dire, reputato all'altezza e quindi ci sono dei ritorni economici per noi come imprenditori, chiaramente potremmo puntare su Torre del Grifo, su qualsiasi altro tipo di facility. Per ristrutturare sì Torre del Grifo, ma non insomma il centro del business in questo momento, perché l'idea è quella più di trovare un'altra soluzione, magari più vicina alla città, questo dice Pelligra. Di centro sportivo se ne parla, se ne parlerà, gli abbiamo chiesto anche del Cibalino, del Massimino, perché questa è la soluzione momentanea del periodo, però Pelligra ci ha detto vediamo il bicchiere mezzo pieno, no? Allenarsi nello stadio dove si gioca è un vantaggio, Carlo? Sicuramente io non ho seguito quest'anno neanche un allenamento del Catania, però mi risulta che insomma, facciano loro i lavori fisici e i lavori a pressione con la palla al Cibalino, sì, che è una struttura abbastanza piccola, mentre i lavori tecnico-tattici in vista della partita li fanno al Cibali, e ci può stare al Massimino, scusami, dentro il campo, certo, insomma, da gioco, quindi ci può stare che una squadra di calcio lavori in questo modo tranquillamente, non è credo un handicap che poi si abbia una struttura tipo Torre del Grifo, e sicuramente c'è una sede societaria, ci sono le giovanili, Keynesima, tutto quello che quello sicuramente, quello è sicuramente restrittivo per una società come il Calcio Catania, lavorare con tutto il settore giovanile in un campo annesima, certo, dove magari non si hanno gli spazi per poter lavorare tante squadre, dagli esordienti alla primavera. La vedo dura lavorare lì e poter un po' più complicato, insomma quei 5-6 campi che diceva oggi Pelligra, dice lì è veramente complicato per tutto un settore giovanile lavorare su un unico campo, ritengo sia veramente problematico, è molto difficile. Andiamo al lato sportivo, ne avete parlato prima, ne accennava Gianluca sulla situazione legata proprio ai risultati. C'è una figura che manca, no? A Catania, è quella del direttore sportivo. L'abbiamo chiesto in un'intervista che ha rilasciato solo ai nostri microfoni Pelligra, vediamo che cosa ci ha detto e poi analizziamo assieme. We're working through that progress to see who that candidate is.
Sì, assolutamente sì. La decisione verrà presa dal Consiglio di amministrazione, noi lavoriamo per trovare il candidato giusto che verrà deciso insieme. Vincenzo Grella e Marc Bresciano forniranno assolutamente consiglio, che loro più di ogni altro all'interno del Consiglio di amministrazione capiscono di calcio, e quindi sì. Troverete anche questa intervista fra poco su la Sicilia Web, insieme anche a un'altra parte che vedrete nella nostra trasmissione che è in esclusiva per noi, ma dicevo, direttore sportivo è importante, è una figura che è mancata, che sta mancando in questo momento, ed è giusto che il Catania già ponga le basi per trovare la figura giusta. Sì, diciamo che nell'immediato dopo il licenziamento di Antonello Laneri si è deciso di puntare su una soluzione questo interna, doppio ruolo, no? Esatto, di Luca Re. Esatto, supportato da Vincenzo Grella, e hanno fatto loro il mercato di riparazione di gennaio, però è chiaro che una società che vuole crescere di grande blasone come il Catania deve individuare una figura giusta, una figura che possa dare un valore aggiunto a quello che è la direzione tecnica proprio calcistica di una società importante come il Catania. Si è parlato e si continua a parlare fra i vari nomi che circolano di Foggia, ad esempio, che ha assistito anche ad alcune partite del Catania. Gianluca, la domanda è uguale, è un ruolo che normalmente esiste in una società sportiva, ed è giusto magari trovare quel canale, anche per dare a Luca Re la possibilità di concentrarsi ancora di più magari sul campo. Sicuramente è un ruolo fondamentale quello del direttore sportivo, perché chi fa calcio sa che il direttore sportivo non si limita a comprare e vendere calciatori, quindi ha un'ottima conoscenza, si avvale di uno staff per la ricerca del calciatore giusto, nella società giusta, nel periodo di campionato giusto e nel campionato che devi fare. È un calciatore, è una figura che riesce ad entrare, tra virgolette, nello spogliatoio se c'è qualcosa che non va per il verso giusto, è una figura di supporto per tutta la società, che poi fa da collante fra squadra, staff tecnico e società. Quindi è vero anche quello che dici tu, riesce anche a sgravare l'allenatore da tante situazioni, perché c'è lui, è una figura fondamentale. Pasquale Foggia, io ho avuto modo di conoscere il modo di lavorare di Pasquale Foggia, è uno di quei direttori sportivi, a parte che è preparatissimo, è proprio forte nel suo ruolo, ma è uno di quei direttori sportivi che non ha mezze misure, cioè o si fa come dice lui o saltano le teste o salta lui, quindi questo è Pasquale Foggia, è quello che è una piazza importante, credo ci sia proprio bisogno di un direttore che sappia lavorare così, che lavori così. Prima gira e poi parlare, ha detto oggi Pelligra in conferenza stampa, perché qualche collega gli chiedeva: sarà un'abitudine ormai questa conferenza stampa, poter insomma aprire di più la società nei confronti della stampa e dunque ovviamente dell'opinione pubblica? Lui ha detto sì, certamente, però prima noi vogliamo fare e poi spiegare che cosa abbiamo fatto. Oggi gli abbiamo chiesto, sempre in esclusiva per noi, questa volta ci risponde in italiano, che cosa ha provato dopo la vittoria con il Rimini, che è stata certamente la soddisfazione più importante di questa stagione. Ascoltiamo. Mercoledì sera, quando ero qua per vedere la partita, era come un sonno a vedere la partita. A fine che abbiamo vinto era un sonno. Noi come club catanese, tifosi, eravamo contenti dei risultati. Però quello che si vedeva nello stadio è ogni persona che era qua era per dare supporto alla squadra, dare supporto al team, però anche un rispetto di Catania, della squadra. E quello si vedeva, era una serata di lavoro, perché l'indomani tutti devono alzare e andare al lavoro, però eravamo qua per dare un supporto per Catania e questo mi ha toccato in cuore. Ha toccato il cuore di Pelligra, i 20.000 di 19.000 e passa insomma della partita con il Rimini. È una sensazione importante, perché poi il calcio è empatia, insomma alla fine è questo, trascina le masse a Catania, lo sappiamo benissimo. Contare su questo cuore è comunque importante. Credo che il Presidente abbia anche una spiccata sensibilità e immagina che se dovesse portare il Catania nelle categorie che merita,
questo trasporto sarà sempre maggiore, sarà grande e lui lo percepisce da persona sensibile qual è. Voglio andare adesso da Naomi per percepire invece quello che pensano i nostri telespettatori da casa. A te, Naomi. Ormai abbiamo compreso che durante corner arrivano messaggi tendenzialmente ottimistici perché sull'onda della partita siamo tutti felici e contenti, invece il venerdì diciamo che si raccolgono i gufi. Oddio. In particolar modo scrivono: è arrivato il momento del giorno in cui vi ricordo che abbiamo vinto una partita e non siamo il Real Madrid, siamo Uriel Faglia. Poi a proposito della conferenza di Pelligra hanno scritto: secondo me Pelligra ha detto quelle cose su Torre del Grifo perché vuole far capire che è del mestiere e sa che quel luogo non vale 13 milioni. Della serie Bedi Mau Sapiti Cucù Stati Parannu. Quello è un po' il senso del suo discorso. Ma tu ti immagini se Castellini non sparava quel missile? Avremmo parlato di tutt'altro, perché a livello di gioco, non so voi, io m'abbiliai u ficutu, o fegato, che vuol appunto questo è il senso. Mi ha impressionato positivamente il fatto che i giocatori d'attacco del Catania, perso il pallone, lo recuperavano subito. Angelo, vedi, come dire, giochiamo delle piccole cose. L'importante è trovare il lato positivo. Ecco. Buonasera, nel gioire sul gol di Castellini ho perso la sigaretta elettronica, mi piacerebbe perdere una ogni partita. Tino, magari smetti pure di fumare e il Catania ti fa questo regalo. Per il momento ci fermiamo qui. Per il momento ci fermiamo qui anche noi, dopo aver sentito le opinioni del pubblico da casa. Ci ritroviamo fra pochissimo per parlare del prossimo avversario del Catania, il Monterosi. A fra poco. Ritorniamo in studio per parlare del prossimo appuntamento che vede protagonista il Catania in casa al Massimino contro il Monterosi. Ricordiamo che il risultato della partita d'andata giocata a Teramo è 1-1 con il Monterosi che ha pareggiato proprio nei minuti finali, con il Catania che era andato in vantaggio grazie a un autogol. Andiamo a vedere le statistiche a confronto per fare un po' il quadro, come sempre facciamo, di quello che è l'avversario del Catania messo a confronto appunto con la realtà dei rossazzurri. Insieme a Gianluca che prepara questi dati statistici andiamo ad analizzare quello che è la situazione, ad esempio, dei punti del Catania, expected point, di cui ne abbiamo già parlato in altre puntate di preview. 44,5 sarebbero i punti ipotizzabili, ne sono stati raccolti solo 34, 10 in meno. Per quanto riguarda il Monterosi, stessa situazione, anche loro avrebbero dovuto fare qualche punto in più, 27,6, ne hanno raccolti solo 20. Poi Gianluca ti lascio per altre considerazioni guardando queste grafiche. Sì, no, dico, i punti attesi, come dicevi giustamente tu, parliamo del Monterosi, che il Catania lo discutiamo tutte le settimane, quindi lo conosciamo, sono veramente pochi. Questo insieme ad altre statistiche, sta a individuare il momento di difficoltà del Monterosi che coincide con l'inizio del campionato fino adesso, perché comunque poi saremmo più precisi in analisi. Sì. È una squadra nettamente in difficoltà, è una squadra in difficoltà nei gol subiti, nella fase di non possesso, è una squadra in difficoltà nei gol attesi, quindi è una squadra che poi occupa le ultime posizioni di classifica, proprio in piena zona playoff, play-out. Con questi dati non può essere diversamente, cioè è una squadra che veramente concede molto alle squadre avversarie, soprattutto il possesso palla, quindi loro stanno là, hanno due linee strette, chiuse, però ti lasciano il possesso palla, subiscono gli attacchi aerei, una squadra che calcia poco in porta, quindi è una squadra veramente in difficoltà a cospetto del Catania, quindi non è che i numeri del Catania siano bellissimi, però comunque è netta superiorità per quando parliamo di statistiche nei confronti del Monterosi, rispetto al Monterosi, che è ovviamente indietro in classifica chiaramente rispetto al Catania. Andiamo a guardarlo un po', poi vado da Carlo, per guardare invece quello che è il rendimento delle ultime partite del Monterosi, per renderci un pochettino conto di come sta andando adesso. Ricordiamo che hanno fatto 3 cambi di allenatore, perché adesso c'è Scazzola, ma poi prima chiaramente c'erano stati gli altri allenatori, che poi Ramondini era ritornato di nuovo sulla panchina e c'era stata anche la parentesi Taurino. Insomma, tanti cambiamenti con questi risultati, con l'1-1 ad esempio con l'Avellino nell'ultima partita di campionato, e poi gli altri risultati che vedete appunto in grafica, con la sconfitta in casa della Casertana
4-3 in una partita rocambolesca, la vittoria a Cerignola. Diciamo che è una squadra che comunque nelle ultime 2 partite ha raccolto 4 punti. Ma non solo nelle ultime. Ha fatto, insomma, è stata sempre in partita in queste 5. Io ho visto gli ultimi highlights, ho visto una squadra viva, una squadra molto fisica, che va in gol in questo momento con i 2 attaccanti, Vano ed Eusebio, che sono 2 attaccanti molto forti fisicamente. Una squadra molto fisica, soprattutto nelle palle inattive riescono a essere molto pericolosi. È una squadra viva, non è una squadra Cenerentola, e il Catania dovrà stare molto attenta a fare una partita, gestire bene le risorse della rosa profonda che ha, e quindi questo sarà secondo me l'attenzione a cui dovrà porre Lucarelli, quello di saper gestire bene le risorse dopo una partita che mercoledì tutta la rosa ha speso tanto dal punto di vista mentale, e quindi sicuramente qualche giocatore avrà bisogno di rifiatare. Già ne parleremo anche in ambito di probabili formazioni. Ci sono dei giocatori del Catania che già siamo certi non parteciperanno alla partita. C'è stato un report medico diramato dalla società proprio poco prima che iniziassimo questa diretta. Ne parleremo fra poco. Abbiamo intravisto le immagini di una partita d'andata che era fra 2 squadre, soprattutto un Catania completamente diverso, era ancora... quella è stata la partita che ha condannato un tantino l'idea di Tabbiani, perché è una partita dove il Catania era andato in vantaggio tranquillamente con un avversario che era remissivo. Stiamo vedendo un po' le azioni, ecco. Si veniva dalla vittoria con il Taranto in casa, si pensava... È stata una partita dove c'è stata molta superficialità, c'è stata poca voglia di vincere, e poi proprio negli ultimi istanti anche un po' di gol beffa, perché tanti palloni mi ricordo qualche errore buttati anche a caso tattico, davanti. perché secondo me in quella gara bisognava puntare al sodo e cercare di mantenere quel vantaggio. Invece fu fatta qualche scelta tattica che secondo me non ci stava, e lì fu preso un gol negli ultimi istanti che ha un pochino incrinato il rapporto tra Tabbiani e la piazza. E Gianluca, mentre abbiamo visto appunto l'autorete che aveva portato in vantaggio il Catania. Sì, ti posso dire che il Catania cosa dovrà aspettarsi dal Monterosi? Cioè, loro arriveranno a Catania con una difesa probabilmente a 5, quindi come dicevo poco fa 2 linee strette, molto basse, e ti lasciano giocare perché non è nelle loro capacità andare a pressare palla, a meno che non ci sia un giro palla lento. Su giro palla pigro loro vanno anche in superiorità numerica, escono forte, quindi questo è un dato che loro si portano un po' come DNA dall'inizio del campionato. Adesso più che mai anche gli attaccanti, avremo modo di vederlo in analisi, si abbassano parecchio al di là del risultato del minuto di gioco, perché è successo con l'Avellino, per poi partecipare e attaccare lo spazio, quindi sfruttano un po' il campo che lasciano agli avversari per poi poterlo attaccare in una fase di ripartenza. Bisogna stare attenti, perché quando le squadre sono strette e basse bisogna manovrare bene, veloce, girare palla con velocità, con i giri giusti, e poi inserirsi nello spazio. Se il Catania dovesse fare questo domenica potrebbe avere vita facile col Monterosi, altrimenti andrà in difficoltà. Andiamo a vedere, a conoscere meglio alcuni protagonisti del Monterosi, a partire dal suo allenatore. Vi ho già anticipato dei tanti cambi in panchina nella squadra laziale, che gioca però a Teramo le sue partite casalinghe, e questa è la scheda dell'allenatore del Monterosi, che ha fatto bene in Serie C, tutto sommato tante squadre allenate, e vi dicevo 4° cambio in panchina dopo Romondini, Taurino e di nuovo Romondini bis, e ora appunto l'arrivo del nuovo allenatore. Per quanto riguarda il Faro, diciamo, abbiamo preso il giocatore che meglio forse sta rappresentando il Monterosi nelle ultime fasi del campionato, vale a dire Michele Vano. Viene dal Perugia, è stato acquistato a titolo definitivo, ex Rimini, Verona, Mantova e Pistoiese fra le altre. Non è un goleador, non ha mai segnato tantissimi gol in campionato, però quest'anno ne ha fatti 8 in 24 presenze. Solo una volta è andato in doppia cifra in Serie C a Pistoia, ed è un giocatore che ad esempio accompagna, come diceva bene Gianluca prima, bene l'azione. Vedremo anche il gol che hanno fatto con l'Avellino nell'ultima partita di campionato. Sicuramente di testa si fa valere, attaccante molto potente, molto fisico, che vede la porta, quindi avversario che magari in casa
può essere devastante. Fuori casa Tantino non è uno che attacca bene gli spazi perché fisicamente è possente, non è veloce, però ha grande fisicità, soprattutto nelle palle inattive bisogna stare attenti anche nelle palle laterali quando riescono a mettere bene sta palla. Angolo tattico, andiamo subito da Gianluca con la fase di non possesso del Monterosi, perché come dicevi tu si possono creare delle occasioni per il Catania con questa difesa a 5, noi l'abbiamo schierata a 3, vedremo nella formazione, ma insomma i due esterni sono di solito molto bassi. Sì, la prima situazione tattica è proprio questa. Loro su un giro palla c'è un cambio di gioco comunque facilmente leggibile, si indirizzano verso la palla ma lasciano quello spazio in mezzo. Quello è lo spazio che va attaccato da un attaccante esterno, da una mezzala, da un uomo che arriva da dietro per poi appunto poter ricevere palla, perché se così non fosse vai in difficoltà, perché là vieni raddoppiato sull'esterno, sei lontano e quindi non ti hanno quasi mai la possibilità di poterla mettere dentro. È una soluzione questa del cambio di gioco che insomma è molto adottata dai tecnici, dagli allenatori, soprattutto in questo periodo del calcio. Insomma, vedo soprattutto le squadre che giocano a 3 in difesa che chiaramente per allargare verso gli esterni lo fanno. Il Catania magari si schiererà a 4, ma è chiaro che questa è una soluzione che potrebbe interessare Lucarelli. Non so se il Catania si schiererà a 4, perché ci ha abituato Lucarelli a schierarsi un tantino a specchio. È vero, a specchio. Non sempre nelle ultime partite. Però sai, per la gestione delle risorse io mi aspetterei anche un attacco a 2 con Cianci e Costantino, che sono domani verranno sciolte le riserve con in questo senso. A ridosso, chissà che non possa rispolverare il 3-4-1-2 per la gestione delle riserve. Se vuole dare continuità al progetto tattico sicuramente il 4-2-3-1, il 4-2-3 sono i sistemi di gioco. Dipenderà molto anche dalle condizioni di Monaco, verificheremo anche se chiaramente c'è anche Curado, c'è anche Conte che possono andare a giocare. I difensori certamente non mancano. Torno da Gianluca, ancora fase di non possesso, quello che ci dicevi ancora, linee strette e pressione. Sì, ti lasciano chiaramente il possesso palla perché loro si posizionano in questa maniera. Quindi vedi, anche se stiamo parlando di un possesso palla, di un giro palla pigro, non veloce, eccolo là. Quindi ti chiudono sull'esterno, vanno in pressione, 4 contro 2, poi chiaramente riescono gli avversari a mettere palla dentro, là bisogna essere reattivi. Però comunque il concetto è quello. Altra situazione, vedi, questo è il loro schieramento in fase di non possesso. Ce li hai lì, ci sono 8 metri di distanza fra una linea e l'altra e se così fosse giro palla lento vai a vanificare anche un eventuale giocatore tra le linee, perché là c'è bisogno della verticalizzazione veloce per poterlo servire e poi poter mandare un compagno in porta. Altra situazione che voglio analizzare insieme a te è quella della clip successiva, dove fai vedere qual è un modo, no, per andare a affrontare il Monterosi. Sì, quello che ti dicevo poco fa, il giocatore tra le linee, vedi ancora 2 linee strette, quindi c'è una verticalizzazione importante, il giocatore tra le linee, scambio rapido e vai a concludere. Perché? Perché se riesci a fare questo scambio, questo fraseggio, comunque sei sempre intorno ai 20 metri, 18 metri e da là puoi anche calciare da fuori o andare dentro, palla al piede. Andiamo a vedere, questo è il gol dell'Avellino. Con straordinario, fra parentesi. Qui non hanno grandi responsabilità qui dal punto di vista perché hanno fatto un'azione straordinaria l'Avellino. Intanto è anche fare vedere appunto come si può andare ad attaccarli, mentre invece vediamo come attacca il Monterosi e lo vediamo nell'occasione appunto del gol, l'abbiamo commentato prima, segnato da Vano nella partita contro l'Avellino. Dove parte? Quello evidenziato è Vano, scarica palla sull'esterno, poi va ad attaccare la zona di porta, zona primo palo e va a ribadire in gol, ma poi fra l'altro è importante, forte la porta, è importante pure il minuto, sono all'86esimo, loro comunque stanno lì, aspettano la possibilità che danno gli avversari per poter poi attaccare lo spazio e quando è così vanno tutti, vanno in tanti e diventano pericolosi. E c'hanno un giocatore che può cambiare la partita che è Silipo, che l'ha cambiata all'andata col Catania, perché quando è entrato è un giocatore che a partita in corso riesce a incidere parecchio. Fini del Monterosi, no? È un giocatore che può dare, è un mancino talentuoso, svelto, rapido
che entra sempre a partita in corso e ha quelle caratteristiche di saper cambiare il gol un po' dell'andata la partita. nacque proprio da una sua azione. Ancora azione di attacco del Monterosi, Gianluca, nelle prossime clip. Sì, una prerogativa dell'attacco del Monterosi è proprio questa: se li fai giocare, questo è un attacco diretto, palla lunga sul loro attaccante, l'abbiamo già detto, è molto strutturato, quindi cosa fa? Gioca di sponda per gli inserimenti da dietro, perché quello è là che si basa il gioco del Monterosi, ti aspettano e poi attaccano lo spazio, quindi questa è un'altra situazione, quindi non ci dobbiamo aspettare magari un palleggio veloce del Monterosi, se non una palla diretta, quindi un attacco diretto, palla alta, dove c'hai questo attaccante molto possente che riesce a favorire gli inserimenti sempre puntuali degli attaccanti del Monterosi, che fra l'altro aggiungere che di reparto non giocano male, perché si cercano, si trovano e hanno anche una discreta tecnica. Mi sembra che aveva giocato anche la partita d'andata, insieme a Costantino. Che poi Costantino entrò, non me lo ricordo. No, insieme, giocarono insieme Vanna e Costantino. Okay. E sulle palere il Catania può andare un po' in difficoltà, perché a parte Monaco non ha grandissimi colpitori di testa il Catania, quindi su questo tipo di azione si può soffrire un tantino. Dicevi attacco diretto, no? Ma invece per quanto riguarda la manovra, Gianluca? Sì, il senso è proprio quello, quindi o che avvenga un attacco diretto o una palla filtrante, come in questo caso. Sono giocatori di reparto che si cercano, hanno delle idee comunque chiare, perché in questo caso l'attaccante non punta la porta ma preferisce servire comunque di prima un compagno sul lato opposto, quindi comunque sono delle situazioni, al di là della qualità e della forza del Monterosi, situazioni studiate e non frutto di casualità, quindi bisogna stare attenti. Poco fa parlavamo proprio del Catania, diceva giustamente il mister del gioco aereo, là bisogna poi fare pressione, quando loro hanno la palla scoperta con gli attaccanti bisogna andare a fare pressione, perché se sai che sono così forti e puoi subire questo attacco in area, bisogna fare pressione forte, sporcargli la palla, e questo deve fare il Catania a mio avviso. Hai tirato fuori l'ultima considerazione, sempre legata a questo sistema che a questo modo di attaccare del Monterosi. Sì, attacco manovrato. Ecco qua ancora un lancio lungo, oggi si chiama attacco diretto, ok, però vedi come lavorano di reparto. C'è stata una palla sporca, non è una palla giocabile, però loro sono riusciti a trasformarla. Il movimento che fa l'attaccante in questo caso non è un movimento facile, è un'ottima lettura, consapevolezza, e poi ribadisco nel rete di prima, e non è la prima volta che si vede fare un gol così in diagonale di prima, quindi bisogna stare attenti, è una squadra ostica. E così sono andati a segnare a Taranto un momentaneo pareggio per poi perdere la partita. Torneremo nell'angolo tattico fra poco, anche per analizzare un po' il Catania con il Rimini. Intanto io voglio andare di nuovo da Naomi, considerazioni altre da parte del pubblico? Continuiamo a dare voce agli amici e alle amiche a casa. Sappiamo che il bolide di Castellini ha suggellato la Castellini mania. Tanti messaggi di amore per lui. Scrivono: Castellini, mio figlio, mio zio, mio cugino, mio padre, tutta me settima generazione. Ancora, buonasera, mi sapete dire perché hanno preso Furlan e non lo fanno giocare? Domanda lecita di Renato. Comunque, durante la conferenza stampa, Grella aveva una cravatta il cui costo si equivale a chi dura me macchina. Copertoni compresi, ma li devo comprare perché li hanno rubati mentre facevo aperitivo. Purtroppo manifesti nefasti della nostra città, accade anche questo. Una società forte e lungimirante di cui noi tifosi dobbiamo essere fieri. Sono molto fiducioso per il futuro. Saluti da Orazio da Riposto. Ciao Orazio, ciao Riposto. Anche oggi Gianluca dimostra cosa significa avere occhio attento e competenza per preparare una partita. Il mio sogno? L'esperienza di mister Breve affiancato da Gianluca che ergono la bandiera rossa-azzurra. Che bello, che bello. Un'altra domanda che vi voglio sottoporre è questa: e se il Padova arrivasse primo? Giuseppe da Catania. E adesso inizia il momento in cui viene ribadita di nuovo. Sono tutte le indicazioni possibili e immaginabili che ci diamo, che può riassumere la classifica. A proposito di Grella, io vi volevo far sentire uno stralcio della conferenza stampa, perché questa è stata una settimana delle parole, no? Oltre che dei fatti, perché tutto sommato alla fine il Catania i suoi fatti li ha fatti, perché domani parlerà Lucarelli. 3 conferenze stampa in una settimana. Grella che a precisa domanda sulla squadra di questo momento ha risposto così, cioè gli abbiamo chiesto: ma questa è una squadra che dunque sarà riconfermata in blocco secondo voi per il prossimo anno? E poi lo chiedo anche a voi. Prima sentiamo Grella.
come capita in tutti i mercati, no? Ci possono essere delle situazioni vantaggiose per i club, uno lo prende in considerazione, se va a buon fine si può fare qualche piccolo cambio, ma la squadra oggi attuale sarà cambiato pochissimo a giugno. Mi piacerebbe forse vedere qualche giovane interessante, no? Da aggiungere a una rosa che ha una buona esperienza, buona personalità. Allora, io intanto, prima di commentare le parole di Grella, vorrei introdurre un altro ospite, Adrian Ricchiuti, collegato con noi. Ciao Adrian, buonasera. Buonasera a tutti. A chi hai detto silenzio? Allora lo vogliamo sapere. Alla mia compagna. Senti, perché hai tifato in questo doppio scontro, insomma, fra Catania e Rimini? Lo so, domanda scomoda, ce lo vuoi dire? Ce lo puoi dire? No, non è scomoda, lo sanno tutti che io sono tifosissimo del Rimini, quindi è normale che è stata una partita, ha vinto alla fine chi ci ha creduto di più, quindi è giusto che il risultato l'ha portato a casa il Catania che ci ha creduto di più. È stata una partita non bellissima, però il Catania ci ha creduto di più, ha fatto i 2 gol, è giusto così. Senti, voglio farti ragionare un po', perché tu so che appunto tifi Rimini ma segui il Catania e molto. Abbiamo sentito poco fa Grella che ha detto questa è una squadra che nel prossimo mercato sarà poco rivoluzionata. È vero che il mercato può aprire scenari particolari, però dice 3-4 innesti e qualche giovane. Secondo te è una squadra che così com'è può fare corsa per i primi posti nella prossima stagione, qualora poi il Catania non riuscisse nell'impresa quest'anno? Ma sicuramente qualcosa manca. È vero che sono arrivati tanti giocatori, come ha detto Sturaro nell'intervista alla fine della partita. Non è semplice amalgamare una squadra ricostruita a gennaio, però sicuramente qualcosa in più devono fare perché, visto il Catania l'altro giorno in Coppa Italia, secondo me non è una squadra che può ambire a giocare i primi posti, almeno da quello che ho visto contro il Rimini. Sì, perché in tanti hanno parlato. Sicuramente Prosegui Adrian. Sicuramente con 3 o 4 innesti di qualità e soprattutto iniziando con questa squadra all'inizio dell'anno con 3 o 4 innesti può fare un ottimo campionato, quello sicuro. Questa è l'idea di Adrian Ricchiuti. Mentre continuiamo a vedere la partita, questo è il gol di Cicerelli, poi andremo a rivederlo anche nell'angolo tattico di Gianluca. Carlo, voglio sentire anche la tua, perché insomma ha fatto anche parecchio discutere sia la dichiarazione, lo sappiamo, anche di Lucarelli in conferenza stampa qualche settimana fa, e questa battuta di Grella, perché insomma i risultati non ci sono stati, e allora l'idea che in molti sono fatti è: hai costruito una squadra per poi magari d'estate rimetterti di nuovo a rifondare nuovamente. Grella ha detto non sarà così. Ma io credo che bisogna pensare nell'immediato innanzitutto, Marco. Il Catania ha la possibilità attraverso la Coppa Italia, questa finestra di Coppa Italia, di andarsi a giocare i playoff saltando i primi 2 turni, e non è poca cosa. E secondo me, se Lucarelli lavorerà bene dal punto di vista fisico soprattutto, deve portare tutto il gruppo a una condizione fisica eccellente, e dal punto di vista tecnico-tattico deve dare un'identità ben precisa, ha 2 mesi e mezzo di tempo per portare la squadra, e se la può giocare anche quest'anno per andare in Serie B. Certo, poi così se dice, non così dice la classifica da terzo. Se non ci dovesse riuscire quest'anno, è chiaro che la società farà le valutazioni, e qualcosa sicuramente, se c'è da migliorare la rosa, e sicuramente c'è da migliorarla, non credo si tireranno indietro e faranno i passi giusti, sicuramente senza sconvolgere l'organico dell'anno scorso, così come è stato fatto quest'anno, né sconvolgere l'organico di quest'anno così come è stato fatto a gennaio. Saranno fatti interventi mirati per migliorare la qualità della squadra. Gianluca, andiamo a vederlo il gol di Cicerelli, e poi vedremo anche quello di Castellini nelle tue indicazioni tattiche, insomma, legate proprio alle 2 realizzazioni del Catania, partendo dalla prima, quella dell'1-0.
Sì, nel primo gol del Catania mi è piaciuta la presenza ovviamente degli uomini del Catania in fase di attacco, quindi contiamo 9 unità dentro in zona di pericolo del Rimini e poi è il nostro esterno che va a chiudere una palla transitante davanti all'area piccola di rigore, quindi molta presenza, i primi minuti del Catania sono stati molto intensi e poi quando stai là ti viene anche facile andare a trovarti la palla sui piedi e ribadire, anche se, ne abbiamo già parlato, a livello tattico non mi ha mai soddisfatto il Catania, però questa azione è stata fatta bene, ci hanno creduto, erano tutti quanti là presenti e quindi è giusto. Quello che ha cambiato il match è stato ovviamente il gol di Castellini, perché si era in un piano di perfetto equilibrio, ha cambiato anche proprio il finale della partita. Andiamo a rivederlo, insomma lo conosciamo ormai a memoria questo gol, ma è giusto insomma riapprezzarlo. Gianluca. Sì, riapprezzarlo perché al di là del tiro preciso e dalla lunga distanza vorrei evidenziare così il primo controllo di Castellini, è un controllo pulito, si è sistemato già la palla con un controllo orientato, poi a distanza abbiamo messo, giusto per una curiosità, 24 metri, 73 km/h, quindi comunque un tiro di sinistro che non è nemmeno il suo piede, però a questo punto non si è più capito se è destro o sinistro, va bene comunque, è un giocatore di prospettiva ed è bello vedere queste cose perché comunque, ripeto, al di là del tiro in porta il controllo è fenomenale, da giocatore esperto, tecnicamente bravissimo e quindi se l'è posizionata il secondo tocco, coordinazione perfetta. Posso dare una mia... Vai, una chiave di lettura? No, proprio sulle caratteristiche di Castellini. Secondo me Castellini è un giocatore che non eccelle in nessuna abilità tecnica, ma è forte in tutte le abilità tecniche, ma non eccelle nella testa. E lì quello fa la differenza. Lui è, secondo me, un giocatore di prospettiva, può ambire a giocare in Serie A. È un professionista sotto tutti i punti di vista. Perché nella testa eccelle e quello fa la differenza. Poi è forte in tutte le abilità tecniche, ma non eccelle in qualcuna in particolare. Ecco, io volevo andare da Adrian che insomma lo conosciamo bene, è stato un grandissimo giocatore sotto il punto di vista della qualità tecnica. Ti chiedo se vedi delle qualità importanti tecnicamente parlando in un giocatore come Castellini e soprattutto se appunto è la testa poi che, come dice Carlo, può fare la differenza per arrivare in palcoscenici più importanti. Ma il gol che ha fatto è un gol straordinario, un gol di ottima fattura, anche perché con il primo controllo che ha fatto poi ha scagliato sto tiro che è un tiro di una difficoltà unica a metterla lì, e quindi complimenti a questo ragazzo qua. Ma la testa vuol dire tutto. Il calcio, anche perché io dico sempre la tecnica nel mondo del calcio, se tu vuoi hai troppo tempo per migliorarti, ma dipende tutto dalla tua testa, e credo di quello che sento questo sia un ragazzo che ha voglia di emergere, ha voglia di arrivare. Calcoliamo, ragazzi, che noi non lavoriamo, possiamo solo pensare al campo, e questa è una grande fortuna che non hanno tutti, quindi se hai voglia di migliorarti lo trovi e ce l'hai quanto vuoi. E questo fa bene sentire, insomma, parole di questo io da chi ha calcato palcoscenici importanti in Serie A. Gianluca, fase di non possesso, qualche errore per quanto riguarda il Catania, sì, sono due... che poteva portare anche a risultati peggiori magari o difficili? Sì, fa male perché poi il Rimini gli abbiamo dato noi la possibilità a Rimini di diventare pericoloso. Ecco, qua c'ha le 3 frecce dove possibilmente lui può appoggiare palla e non rischiare nulla, invece si ostina a fare un 1 contro 1, quindi un dribbling, palla scoperta fra l'altro, e quindi la rischiamo di brutto, quindi è stata una leggerezza che poteva compromettere il risultato, insomma. E subito dopo ce n'è un'altra che andiamo a vedere, questa è sull'esterno,
questa invece è un po' più centrale. Sì, questa è un'azione balorda, l'azione, perché comunque un difensore la sua esperienza non può concedere questo filtrante, c'è tutto sbagliato, non c'è pressione, postura del corpo sbagliata, gli lascia il corridoio, là dovrebbe tranquillamente attaccarsi all'uomo e ostacolarlo nella corsa, così che il compagno va a fare una diagonale stretta e recupera palla, quindi anche là, vedi, poi sono azioni concesse da errori dei nostri giocatori, quindi anche il Rimini poca cosa, non mi ha fatto impazzire, ecco, come squadra. Ecco Adrian, quando tu dicevi prima che il Catania, anche quello che si è visto con Rimini, dimostra di dover crescere ancora, ti riferisci anche a questi particolari magari? Ma sicuramente qua sono errori, più che altro errori tecnici, perché lui, questa è l'ultima azione, lui in medio d'aprile deve fare uno stop orientato, chiude la palla verso l'avversario, però sicuramente per vincere, anche perché per vincere dei campionati ci vuole qualcosa in più, ma lo dice anche il campionato stesso, che il Catania sta facendo un po' di fatica a trovare la quadra giusta a questa squadra qua. Sicuramente i giocatori con più carisma devono dare qualcosa in più, perché io devo fare i complimenti a Scaro, perché mi ha impressionato per là del giocatore che è stato e che è, ma per la voglia che ci mette, perché questo fa sì che tanti giovani trovano in lui quello che credo che sia uno dei pochi che si è inventato nell'ambiente Catania, come di quelli nuovi. Ed è quello che insomma un po' cerca Lucarelli, ha cercato Lucarelli con questi nuovi innesti, non tutti fino ad ora l'hanno dimostrato, Sturaro certamente in quanta grinta non lo scopriamo adesso. Sorprende, perché io di solito sono contrario a prendere giocatori che hanno fatto categorie così importanti nelle basse categorie, perché non trovano gli stimoli. Invece lui ha dimostrato proprio di avere fame, di avere voglia di portare il Catania in alto. Mercoledì ha fatto una partita dal punto di vista caratteriale, di personalità sontuosa, ma anche tattica, perché non vedevamo una mezzala che si buttava dentro con i tempi giusti. Io mi ha ricordato in quelle situazioni Baiocco, che sicuramente Ricchiuti si ricorderà. In quelle situazioni mi ha ricordato molto Baiocco, che attaccava proprio lo spazio e la profondità con i tempi sempre giusti, proprio nel 4-3 è il giocatore ideale. Non mi aspettavo che potesse fare questo ruolo con questa intensità, invece ha dato veramente tanto in questo tipo di lettura. Adrian, nel salutarti ti faccio un'ultima domanda: quanto peso può avere secondo te il fatto che in questi 2 mesi Lucarelli potrà fondamentalmente, stando attento ovviamente a quello che succede alle proprie spalle, preparare il gruppo per arrivare a questi sconti dei playoff? Ma io dico che deve fare il possibile per fare arrivare la squadra più in alto possibile prima cosa. Catania non può pensare troppo in là, deve pensare di partita in partita e deve cercare di trovare la quadra il prima possibile, perché credo che il campionato sia troppo importante per far arrivare Catania più su possibile, perché ripeto, la partita contro il Padova è una grandissima squadra, sì, e deve stare molto attento. Il Padova gioca calcio e sarà una finale molto difficile. Adrian, grazie per il tuo intervento come sempre, grazie alla tua amicizia, ci ritroviamo presto, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao Adrian Ricchiuti. Vabbè. E andiamo adesso in pubblicità, ci fermiamo, ritorniamo fra poco per parlare del Messina con il nostro Francesco Triolo e ancora un po' del Catania, e poi tenteremo di andare a dare uno sguardo a quelle che possono essere le probabili formazioni al Massimino domenica alle 14. A fra poco. Riprendiamo mentre continuano le discussioni in studio sul Catania, sullo schieramento, su come può giocare il Catania in queste fasi importanti del campionato. Io invece mi rivolgo a Francesco Triolo. Ciao Francesco, per parlare del Messina, perché c'è un appuntamento importante in trasferta, ma una partita che il Messina si può andare a giocare. Ciao Francesco.
Sì, ciao Marco, buonasera a tutti. È esattamente una partita, è una partita importante perché si gioca contro l'ultima della classe, ma il Messina può dare quella spallata decisiva ai pugliesi, ma soprattutto al suo campionato per cambiare obiettivo, per alzare l'asticella. Sappiamo che l'obiettivo iniziale era quello della salvezza, però l'ultima partita, gli ultimi 2 mesi di campionato hanno dimostrato che i giallorossi possono ambire anche ad entrare nei playoff, inutile negarlo, ormai la classifica è sotto gli occhi di tutti e quindi si gioca per quell'obiettivo, però è chiaro che a Brindisi vai a giocare contro una formazione che praticamente è all'ultima spiaggia. Bisogna vedere il Messina come lo affronterà, considerato che la squadra di Modica contro il Picerno, la seconda della classe, ha regalato un tempo ma ha giocato benissimo la ripresa, trovando il pareggio in rimonta, magari sfiorando anche la vittoria, quindi c'è una certa consapevolezza delle proprie forze. È una squadra, il Brindisi, che dovrà dare tutto, l'ambiente sarà anche particolare, considerato che i tifosi sono in contestazione, quindi la squadra magari i pugliesi avranno un po' più di motivazione. Bisogna vedere un po' come domani i giallorossi approcceranno, a mio avviso, il match. Partita alle 18 in casa del Brindisi, in una stagione, Ciccio, e poi ti chiedo notizie sulla formazione, che era partita in sordina, in difficoltà per il Messina, e che adesso si è incanalata in una situazione che forse inizialmente era difficile aspettarsi. Marco, lo ricordiamo tutti il novembre del Messina, difficilissimo, una squadra sostanzialmente al terzultimo posto, Modica sulla graticola, sembrava che dovesse essere esonerato da un momento all'altro, invece la società ci ha creduto, è scattato qualcosa tra la trasferta di Monterosi e il derby in casa con il Catania, e lì c'è stata la svolta del campionato del Messina. Però sino all'inizio di dicembre i giallorossi cercavano affannosamente di uscire dalla zona play-out, adesso invece l'obiettivo diventano i play-off. Se vuoi andiamo a vedere anche la formazione probabile per la squadra di Modica, che oggi ha effettuato la seduta di finitura e poi è partita alla volta di Brindisi, senza mettere in lista dei convocati né Firenze, che è squalificato, né Pacciardi, che non ha recuperato dall'infortunio. Si dovrebbe andare quindi con un 4-2-3-1 che dovrebbe rivedere il ritorno di Manetta al centro della difesa, l'inserimento di Ferisenna al posto di Firenze rispetto all'ultima partita, e poi danno un Ragusa in formissima, così come Zunno, mentre Plescia ha accusato qualche fastidio dopo la gara, dopo l'ultima gara, e quindi non è escluso che possa giocare Zunno come falso 9. È un giocatore in pallissimo a Zunno, contro il Picerno ha fatto un Eurogol, e quindi Modica potrebbe sfruttare anche questo suo entusiasmo, questo pieno di entusiasmo che trasmette anche alla squadra. Certamente entusiasmante per il Messina. Ciao Ciccio, grazie, ti lascio alla tua serata, vedo una scritta lì dietro, sei vicino a un luogo pub, vedo pub, per cui insomma serata sono aspetta alle mie parti. Divertente, va bene, grazie Ciccio, buona serata a te. Andiamo, buona serata, ciao. Andiamo di nuovo da Naomi per altri messaggi dei nostri telespettatori. Ne è arrivato uno a proposito del Messina, non è ancora caricato sul tablet, però ve lo devo leggere, perché scrivono: ma a Messina come stanno? Tutto bene? Si sono ripresi? E Mausso vuole acqua e zucchero? Nel dubbio ossa e sale, mi fai bere con un gol di Castellini che è un pazzo, tutto dentro, tutto nella norma. Vabbè, tornando ai messaggi seri che i nostri amici sono soliti mandarci, scrivono: 3 conferenze stampa in una settimana. A quando unenti hanno ragione. Guardando le partite di Coppa Italia, noi tifosi ci siamo ammalati di castellinite. Buonasera a tutti. È vera la notizia di un possibile acquisto di Galabinov? Galabinov.
Quante possibilità c'erano che sbagliassi l'accento? Potevi chiamare anche Galabinov, Vabbè, cioè, tutto è possibile. come vogliamo noi. Finalmente un grande Catania, forza Catania, un pubblico da Serie A, Toni da Lineri. Poi dalle parole di Pelligri emergono tante contraddizioni smentite rispetto ai propositi iniziali di investimenti, centro sportivo eccetera. Rispetto a quando diceva di voler salire subito di categoria, aleggiano fantasmi. Giuseppe da Gravina. E vi lascio con queste tematiche che voi potrete approfondire. In effetti un po' è chiaro che per quanto riguarda la comunicazione all'inizio della stagione era certamente diversa, insomma anche, vabbè, oddio, Grella l'ha riconosciuto, ha detto io pensavo che questa squadra fosse ai primi 3 posti e pensavo di non potermi accontentare di altro, invece adesso il Catania si ritrova lì, per cui indubbiamente hanno fatto credere alla piazza che il Catania potesse subito ambire a lottare per la Serie B, sto parlando della classifica del campionato ovviamente, non di quello che è venuto fuori dalla Coppa Italia. Ma è chiaro che una piazza come Catania non può fare comparsa in Lega Pro, deve essere ambiziosa e loro sono partiti con un progetto ambizioso, anche se non avevano l'obbligo di vincere, sicuramente erano convinti di aver costruito un organico che potesse stare tra le prime. Purtroppo questo progetto è naufragato per tantissimi motivi e adesso hanno stravolto quel progetto con un altro che ha bisogno di tempo, è chiaro che avrà bisogno di tempo e ora sarà il tempo un po' c'è. Compito di Lucarelli riuscire a portare questo gruppo nella migliore condizione per giocarsi forte i playoff. Andiamo a vedere altre 3 situazioni tattiche, Gianluca, non più relative alla partita con il Rimini, ma in generale legate chiaramente al Catania. Ad esempio, la prima riguarda le possibilità che magari non vengono sfruttate in attacco, questa è la partita con il Taranto. Sì, là bisognava sfruttare questa situazione, 3 contro 1 sull'esterno, quindi questo ti permette di liberare un giocatore, Welbeck deve scaricare ed inserirsi, anche se poi esce fuori un buon tiro in porta. Che poi è stato uno dei primi tiri del Catania in questa partita. Ma per cui vedi, sei libero da marcatura, quindi se scarichi palla al compagno e vai dentro è probabile che ti presenti da solo col portiere, o comunque permetti alla difesa di muoversi, e quando una difesa si muove in quella zona di campo è facile che faccia danno. Carlo, vedevo che annuivi. Sì, no, sicuramente c'erano tutti i tempi per un passaggio anche facile laterale, c'erano visto 2 giocatori liberi proprio al limite dell'area, possono andare a calciare meglio rispetto a lui e buttarsi dentro dando un'altra soluzione. Poi il difensore sceglie se uscire sul possessore di palla o rimanere fermo. Ma lì è una scelta. Quindi lì è una scelta che poi ti porta a coprire da una parte e a scoprire dall'altra. Chiaramente questo è normale. Altra situazione con un altro tiro magari che si poteva evitare, la possibilità di andare a fare uno scambio. Questo abbiamo già visto, no? Le altre squadre, attacco diretto, l'attaccante ferma palla e poi là la deve dare di prima per il compagno di reparto che va dentro, devi premiare l'inserimento. Sì, chiaro. Perché si presenta da solo, vedi, non ha difensori, vai solo, se l'avesse messa vai sinistro, solo facile in area e poi te la giochi 1 contro 1, insomma, col portiere. Te la devi appoggiare al compagno che sta. Ma sai, ma forse è anche dettato dalla poca serenità di risultati, momento, quindi ognuno di loro cerca di risolvere. È chiaro che in un'altra stiamo parlando situazione... anche degli ultimi secondi della partita, per cui chiaramente in quel momento lì magari ragione. Dobbiamo dire che Cianci mercoledì è entrato molto bene in partita, ha fatto buon 20 minuti credo, a buon livello. Sono convinto che Cianci è un ottimo attaccante, cioè uno che qualche anno fa era uno degli attaccanti più di prospettiva e anche in Serie B aveva mercato. Ritengo che messo a lucido, perché sicuramente non stava bene fisicamente, adesso messo a lucido è un giocatore che può dire la sua nell'attacco del Catania. Ultima clip, il gol invece del Taranto, c'è una situazione anche da moviola, no? Sì, c'è su palle inattive in sostanza, danno poco reattivi, permettono al giocatore del Taranto di calciare in porta e poi dallo zoom possiamo vedere come il calciatore dell'avversario sia in fuorigioco. L'arbitro è posizionato comunque bene perché vede, però purtroppo gli errori li fanno
Nella non linea, siamo- poi l'assistente, non- diciamo che l'assistente era dalla parte opposta, per cui coperto probabilmente No, ma all'alto guarda, dal giocatore. no, c'ha lo spazio per poter guardare, vedere. sì, per poter vedere, e quindi è una svista, quindi è peccato perché poi questo ti compromette la classifica, ti compromette una settimana di lavoro ed è un peccato. Però E il gol arriva ce lo siamo- all'11°, c'è poi tutta la ce partita. lo siamo no? anche cercati, perché comunque parliamo di palla inattiva, sono loro schierati a zona, il castello difensivo, l'avversario te lo mangi, cioè Certo. non permetti a lui di andare in Certo. scivolata e anticipare Certo. 5 giocatori del Catania, non funziona così, ecco. Bene, noi ci fermiamo ancora, ultima pausa pubblicitaria, ritorniamo fra pochissimo anche con la top 11, che oggi è su? I giocatori Sui giocatori con il valore iniziale di mercato, il più basso valore iniziale, che però sì. stanno facendo molto bene. A fra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra preview. Andiamo a vedere le probabili formazioni del Massimino sul Catania. Chiaramente lo sappiamo, c'è stata la partita di turno infrasettimanale, domani arriveranno le decisioni definitive da parte di Lucarelli, c'è l'ipotesi anche della difesa a 3, noi l'abbiamo schierata a 4, vi diciamo anche che il Catania appunto oggi ha diramato una nota per quanto riguarda l'aspetto della salute dei giocatori. Di Carmine, infrazione al dito di un piede in seguito a un contrasto di gioco in allenamento che si porta dietro da qualche giorno e che chiaramente lo mette out per la partita contro il Monterosa, così per Quaini per una lesione muscolare di primo grado. Non ci sarà anche nemmeno Rapisarda, bisognerà vedere le condizioni di Monaco. Se la squadra sarà schierata a 4 potrebbe essere così, con, nel caso che Monaco non ce la facesse, Curado e Conte lì, con Castellini rimesso a sinistra, ancora Welbeck e poi Sturaro con Teio, Cicerelli, Chiricò e Costantino, possibilità magari per Chiarella. Se la squadra si verrà schierata a 3 bisognerà vedere se potrà rilanciare qualcuno, come diceva anche Carlo, tipo Peralta per esempio. Andiamo a vedere invece il Monterosi con la formazione della squadra laziale, probabile formazione 3-5-2, che poi come abbiamo detto è più un 5-3-2, che Verde e Gavioli stanno là insomma nella linea, e poi con Eusebio e Vano là davanti. Ricordiamo che è una squadra che appunto con l'avvento del nuovo allenatore ha fatto qualche risultato importante, l'abbiamo visto durante la trasmissione, ad esempio fra le varie sconfitte a Caserta ha perso 4-3, una partita veramente incredibile, ha pareggiato con l'Avellino, l'ultima partita di campionato. Gli arbitri, arbitro e i 2 assistenti della gara del Massimino, l'arbitro è di Ivrea, mentre Gabriele Restaldo, i 2 assistenti, uno di Treviglio e l'altro di Foggia, per la gara appunto del Massimino. Carlo, che gara ti aspetti? Sicuramente una gara complicata, perché il Catania ha speso tanto in energie mentali contro il Rimini, quindi arriva una squadra che non è spacciata, che ancora se la sta giocando e venderà cara la pelle, quindi servirà il miglior Catania, un Catania fresco, quindi io credo che ci saranno più cambi rispetto a sì, è possibile un turnover, certo, un turnover più ampio, secondo me un turnover più ampio. Sarebbe anche Chiarella giusto. ad esempio potrebbe essere un giocatore ipotizzato. Chiarella, Peralta, Cianci secondo me partirà titolare, certamente perché ha dato la rifinitura di domani in una partita in cui c'è stato un infrasettimanale scioglie potrebbe esserci tanti anche dubbi. spazio per Averi, sì. In mezzo al campo anche per Zammarini, chissà cosa sta pensando Lucarelli per gestire bene le risorse che ha in squadra. Valuteranno anche le disponibilità, oltre i 3 che già vi abbiamo dato. Andiamo a vedere la top 11, dicevamo con Gianluca, ricordando che la top 11 nasce da statistiche e dati, non da valutazioni personali o soggettive. Questa volta abbiamo detto valore di mercato più basso a inizio campionato. I giocatori che, partendo dal valore più basso a inizio campionato, adesso si sono messi in luce, e ce ne sono tanti che stanno facendo veramente un gran campionato. De Francesco del Sorrento e Mausso al Messina. Non parliamo poi di Murano, Murano che è un fenomeno. Il suo valore è più che raddoppiato in questa fase di campionato. Bellic della Juve Stabia,
che è fra parentesi nella nostra top 11 praticamente tutta la settimana, tutte le settimane, ed è un giocatore il cui valore possiamo ancora rivederla grazie a Francesco Gigante, a Fino alla Leggia in regia, con Salines e Valenti, con Volpe a sinistra, con Gallo che ha punito il Catania nell'ultima partita di campionato in casa del Picerno, e Borello del Monopoli. Un bel 4-3-3, ripeto, dei giocatori, Carlo, che adesso magari hanno un mercato, penso a Murano soprattutto, superiore rispetto a quello che avevano l'estate scorsa. Murano non è una sorpresa, Murano è un giocatore che in Lega Pro fa veramente la differenza, e tutti gli altri sono giocatori sicuramente che avevano un valore basso all'inizio di questo torneo, ma hanno dimostrato con le prestazioni di grandissimo spessore che oggi hanno sicuramente un mercato diverso. E questo è. Va bene, ne continueremo a parlare anche della top 11, caro Gianluca, non sorridere perché so che ti aspetterà un arduo compito per la prossima settimana, cosa ti inventerai non lo so, dopo quelli dal valore più basso e quelli dal valore più alto, quelli dal valore intermedio, quelli che cucinano bene. Potrebbe essere un'idea. Grazie Carlo Breve. Grazie Marco, grazie Carlo Breve anche per noi ovviamente. Grazie Gianluca, grazie noi ci rivediamo alla prossima. Naomi, noi ci rivediamo con te domenica, giusto? Domenica, non ti puoi sbagliare, ci vediamo domenica. Rimango qua fino a domenica, mi cambio qua e poi ci vediamo domenica. Ciao Naomi, buona serata anche a te. Vi ricordo che Preview lo troverete fra poco anche sulle pagine della siciliaweb.it. Per quanto riguarda la programmazione sportiva di Telecoro, l'abbiamo già detto, vi aspettiamo domenica con la partita fra Catania e Monterosi, tutta la gara con il commento dallo stadio e da studio, e poi ovviamente le interviste ai protagonisti. Poi ci sarà corner lunedì e poi ricominceremo mercoledì, perché mercoledì c'è l'infrasettimanale con l'Avellino. Preview torna ovviamente venerdì prossimo. Buona serata a tutti.